Buon pomeriggio, benvenuti, ci siamo, ultima giornata di allievi Regione del 17, una partita che sarà giocata su due campi praticamente, uno sguardo qui per la Vispallermo che ha l'unico obiettivo di vincere contro il Pallavicino e uno sguardo al Cingallegra di Falsomiele col Fade che affronterà il Belice. Ultima giornata, tutto dipende da questi due risultati e con l'ingresso in campo qui delle due squadre. Benvenuti da Filippo Alongi dal campo comunale di Monreale con Cadore di Monreale, benvenuti a Vispalermo Sporting Pallavicino. Vispalermo scuola di casa in maglia nera, Sporting Pallavicino formazione in trasferta in maglia rosa. Squadra già schierata alla metà campo, pronte per i saluti, pronti per i sorteggi, per chi potrà avere il primo possesso, chi potrà scegliere la lato iniziale di campo su cui comincerà a giocare. Oggi appuntamento importantissimo, vale una stagione ad altissimo livello che in qualsiasi modo vada, secondi o primi, non si può parlare di altro che una stagione di successo per la squadra di Mister Adeola. Ricordo squadra interamente sotto età, l'anno scorso soltanto 2 sconfitte e un pareggio stagionale, di cui una sconfitta nei playoff con la Remazzara per 0-1. Diciamo l'anno scorso hanno lasciato qualcosa, quest'anno vogliono continuare a rendere come hanno sempre dimostrato in campo, ma il fatto è che non dipende il 100% da loro, bisogna dare uno sguardo alla Cingallegra di Falsomiele. Da Filippo Alongi è quasi tutto pronto, qui in campo la gestione della gara è pronta per l'inizio. Tendiamo lo schieramento in campo delle squadre, formazione nelle rispettive panchine. Oggi primo weekend primaverile, prima fine settimana di primavera, cominciano le belle giornate, comincia il bel tempo, ci godremo meglio, oltre che la solita pioggia invernale, queste le partite dei ragazzi. Siamo arrivati anche alla fine di questa stagione, ultima giornata dei campioni del livello regionale del 17, manca qualcun'altra per gli altri campionati. Vi ringrazio anche quest'anno per aver scelto i servizi miei, Filippo Alongi, la voce del campo, anche dei miei inviati. Sono contento di aver fatto parte della vostra stagione, il vostro anno pure per voi, di aver riempito anche le vostre case con la mia voce, spesso le mie urla, anche di domenica mattina. Vi ringrazio per avermi scelto e mi auguro di ritrovarvi nelle prossime stagioni a venire, in quanto mi auguro che vengano tante novità e sempre a migliorare per i nostri servizi, sia come gruppo Gus Palermo, Visceral Palermo che sia, che altre società. Abbiamo grandi piani. Tanto torniamo in campo, non dilunghiamoci troppo. Ultima giornata, 22esima di allievi regionale del 17. Vispalermo contro Pallavicino. Vispalermo squadra di casa in maglia nera alla nostra sinistra, alla nostra destra invece i ragazzi dello sport di Pallavicino in maglia rosa. Quasi pronti per giocare, fischia l'arbitro, comincia ufficialmente il tempo, si comincia a partire ora, che hanno 2 tempi da 45, quanto siamo nelle categorie delle live regionali. 2 tempi da 45 minuti per Vispalermo contro Pallavicino. Prima sta Palermo che starà per la Vis. Vispalermo che viene da la vittoria casalinga. La casalinga arriva dal fondo che sarà qui per lo spalla per il Pallavicino. Via il portiere per la formazione ospite, pronto a mettere in gioco dalla propria area di rigore il maglia numero 4 Lorenzo Boatta. Boatta va a lungo, cerca i ragazzi in avanti, c'è un anticipo bene qui della pista con la Lamia che per ben 2 volte va in avanti. Guida vorrebbe l'anticipo, commette fallo, però vuole Guida, fallo commesso dall'attaccante il maglia numero 9 della Vis. Sarà calcio di punizione per lo Sporting Pallavicino. Andrà a battere ancora Boatta, lungo, alla ricerca della metà campo, salta di testa ma riesce a mandarla via dall'area di rigore con l'aiuto del compagno che l'accompagnava sul lato. Ora cerca di partire Marchiano, viene chiuso però la perde qui Marchiano, palla che resta vacante, manda i ragazzi in maglia rosa. Guida riconquista, Brusca sarà a sinistra, Valero Guida, deve correre Guida, apre a sinistra, Brusca, prima occasione della sua partita, tocca il portiere, non basta perché Guida l'ha mandata alta, incredibile, l'ha mandata alta Valero Guida, non da lui. Intervento difficile da intendere questo di Guida,
forse è troppo frenetico nel metterla verso la porta. E Ronaccio qui di Valerio Guida, palla che torna in rinvio al fondo per il Pallavicino, dopo una gran parata di Gabriele Vitale su Maurizio Brusca. Boatta andrà a lungo, qui sotto di noi tocca per ultimo il giocatore mai numero 10 del Pallavicino. La mia protegge l'uscita di questa palla, si è rimessa con le mani in favore della Vis Palermo. Questo è il primo appuntamento, il primo dei 3 di questo nostro fine settimana. Siamo in contemporanea anche dal Cus Palermo. C'è il nostro Federico Serio che sta seguendo Cus Palermo contro il Buon Pastore per gli Under 14. A seguire Vis Palermo contro Panormus per i giovanissimi Under 15. Ci sente domani mattina per i giovanissimi elite di Mister Demma. Cus Palermo contro Palermo, formazione che non farà, squadra che non farà classifica, diciamo partita non troverà punteggio in classifica. Comunque restiamo in campo, restiamo qui da Vis Palermo contro Pallavicino, deviazione in maglia 11, la palla è uscita, l'ha rimessa con le mani, sarà per la Vis. Rimessa con le mani Vis, Alamia vorrebbe andare da Guida, non riesce a girare, la palla che torna dietro le spalle dove manda, allontana via bene Boatta, palla comoda per la Rocca, difende Macri, allarga a sinistra, Brusca vorrebbe arrivare, palla che resta ancora vagante lì in mezzo al campo, Maurizio Brusca cerca Marchiano, palla che resta ancora alta e contesa, si ricomincerà da La Rocca che va a servire bene Valerio Guida, si difende Guida ancora, può allargare la testa, palla che torna verso il numero 11 Vincenzo Gagliotto che cerca l'area di rigore, occhio Marchiano colpisce troppo sotto, palla che termina alta in rinvio al portiere, alta in rinvio al fondo in favore del Pallavicino. Altra occasione Vis, una più grande fin qui passa il minuto numero 30 con Guida solo davanti alla porta, è riuscito per mandarla alle spalle oltre la linea di porta. Rinvio al portiere che sarà per il Pallavicino che va lungo col pseudo Boatta. Macri di testa apre sul lato del suo numero 11 Gagliotto, da un 11 all'altro, Gagliotto contro Barcellona, messo giù, non c'è fallo, semplice contrasto di gioco dice l'arbitro, ha cercato il testo da fuori, terminato largo, ha provato la botta qui Alessandro Laspina, terminando a mandare larga sul secondo palo, sta rinvio dal portiere in favore della Vis Palermo. Rinvio dal fondo Vis, Polizzi gioca corto dal suo capitano, Scoma Macri, largo c'è Alamia. Lungolinea si presenta Gagliotto, lui che verrà servito bene qui Vincenzo Gagliotto servito, mentre sale sul lato il giocatore maglia numero 8 Flavio Altezza al posto di Gagliotto, e qui la tiene, la perde contro il numero 11 avversario, occhio Barcellona la strappa, Barcellona per la regala La Rocca, Marchiano spazio per girarsi, può portare, Marchiano rincorso a 2 alle spalle, uno davanti, riesce ad aprire bene col mancino verso la salita di Maurizio Brusca si propone Marchiano, Brusca vuole il destro verso il primo, c'è la chiusura bene sul primo palla parte di Gabriele Vitale, altra buona parata, altra risposta ottima a Maurizio Brusca, la seconda della partita. Continua il duello tra Vitale e Brusca, in cui l'ha contenuto per ben 2 volte, calcio d'angolo che sarà per la Vis Palermo, andrà a battere Brusca, specialista dalla bandierina di sinistra, col destro a rientrare verso il primo, esce ancora Vitale, gran prestazione in questi primi 5 minuti. Marchiano ancora cerca di passare sul lato, buca bene Marchiano, palla messa dentro, non arriva a destinazione ma dalle parti di Boatta, non arriva poi a toglierla, a metterla fuori dall'area Gabriele Bianco, sarà semplicemente calcio d'angolo per la Vis Palermo. Calcio d'angolo Vis, va a battere Marchiano, occhio che è un mancino, occhio al cross sul secondo, Marchiano vorrebbe andare al centro, l'area va vuota Vitale, palla che resta ancora lì vagante, ma viene visto un fallo in attacco, un fallo al portiere, carica il portiere secondo il direttore di gare che ferma il gioco, assegna calcio di punizione all'interno dell'area di rigore dello Sporting Pallavicino. Era lì in area, a pochi passi l'arbitro ha visto il contatto su Vitale, ferma il gioco, carica il portiere, sarà calcio di punizione simile a un rinvio dal fondo, quasi dentro l'area piccola del Pallavicino. A battere il solito Lorenzo Boatta, capitano, non ho capito, perdonatemi, il capitano è Sabato, era il mio, svista indistinta. Lorenzo Boatta, specialista dei calci piazzati dalla distanza, si tentò la metà campo, batte il rinvio dal fondo e batte i calci di punizione. Abbiamo visto così in questi primi 6 minuti. Giro palla vicino, prova ad andare lungo il lato opposto a noi. Scarico errato, La Rocca se la trova lì, riesce, ora alza la testa, vuole impostare, apre sul lato di Guida. Tocca Valerio Guida, può continuare in correre questa palla scendendo per Maurizio Brusca. Brusca contro il capitano, Brusca contro Sabato, vorrebbe saltarlo Maurizio Brusca, destro, in mezzo, da Marchiano, non impatta, palla che arriva a Gagliotto. Gagliotto poi se la porta fuori,
non riesce a tenere in campo Vincenzo Galiotto, rimessa con le mani che sarà per lo Sporting Pallavicino. Sto con le mani Pallavicino, c'è terra botta, si sta lasciando le scarpe, si giocherà dopo l'occhio da parte dell'arbitro. Runfolo si gira, può partire Runfolo, ex Cus Palermo, cerca di allargare sulla sinistra, palla che arriva bene sotto di La Spina, rincorso da Piera Lamia, lo porta fuori, mette bene il corpo, lo porta all'errore, sarà rinvio dal portiere, rinvio dal fondo in favore dell'Avis Palermo. Polizzi apre sul lato delle compagne, apre sul lato di Mattia Madoni, oggi di posizione al numero 3, terzino di sinistra per mister Adeola. Sbaglia qui brusco, forse un po' frettoloso nel mandare in avanti di prima intenzione. Macri, lungo di testa, palla verso Marchiano, riesce a metterla giù, bene Marchiano, si gira, può portare la palla andare in avanti, Marchiano cerca l'imboccata verso Guida, ottima eterna, arriva per la destinazione, palla un po' debole, facile per la chiusura di Gabriele Bianco. La Rocca deve lottare, ancora contro il numero 10, La Rocca contro Lanzi, la che resta lì, Runfolo difende, protegge, c'è stato un fallo commesso da Federico Scoma ai danni di Runfolo, forse braccia troppo lunghe sul corpo dell'avversario, l'arbitro ferma il gioco, ha segnato calcio di munizione per il Pallavicino. Calcio di munizione Pallavicino, la formazione ospita lì sotto gli occhi di mister Adeola. Botta cerca l'area di rigore, palla che arriva sulla testa di Macri che è lontana, resta ancora al limite. Marchiano la toglie l'altro numero 10, palla che può arrivare da Galiotto che fa ripartire la Vispalma sull'avversario, però palla che resta ancora lì, ma Galiotto deve girarsi in automobile alle spalle, deve liberarsi al pallone, finisce per lottare per il possesso, la tiene ancora l'11 sulla linea laterale, non trova Alamia, la palla torna nuovamente per il Pallavicino, occhio al posto resta ancora contesto, palla verso Barcellona, cerca di far correre il compagno sul lato, cerca di fare correre Alessandro La Spina, la palla termina larga e rimessa con le mani, ancora per il Pallavicino, ancora per lo Sporting Pallavicino. Chiaramente la formazione trasferta non lotta mai più per gli obiettivi stagionali, ma chiaramente non mi aspetto una partita semplice per la squadra Deno, non mi aspetto che gli lasciano il via libera al tappeto rosso per la vittoria. Infatti, come in questi primi minuti, lotta e ha voglia di fare risultato, ha voglia di mettersi anche in mostra, come è giusto che sia. Chiaramente rinvio dal fondo che sarà per l'Avis Palermo, rinvio dal fondo vista Polizzi, c'ha due giocatori disponibili, Macri vicino più di tutti a sé, infatti lui che viene cercato. Macri ora apre sul lato di Mattia Madonia, la tiene lui, rincorre il 10, rincorre Lanzi, palla che arriva sul lato, Brusca si abbassa per lasciare la sovrapposizione libera a Madonia, palla che resta ancora lì, vagante nell'area di rigore, sopra l'area di rigore, nella linea difensiva, nelle retrovie della Vis Palermo. La Rocca, ancora il solito play a impostare, playmaker puro di mister Adeola come piace all'allenatore della Vis. Guida, non trova lo spazio per altezza, palla che resta vagante, Marchino la va a strappare gli avversari, servendo così la corsa di Maurizio Brusca. Brusca va dentro, c'è una direzione rossa, la palla resta ancora in campo tra le braccia di Vitale. Quando siamo passati, abbiamo superato i primi 10 minuti di questa prima versione di gara, ancora 0-0 tra Vispaleno e Pallavicino, con la prima grande occasione che resta per la Vis, con la chance fallita da Guida a qualche centimetro dalla porta. Altezza subisce un colpo, non c'è niente, tutto regolare l'intervento del 10 del Pallavicino, dell'11 perdonatemi, Barcellona, rimessa con la mano che sarà per Lamia che va in avanti la Guida, che può correre, Valerio Guida cerca di accendersi contro il 6, Guida, ancora Valerio Guida, oltre lo strappo, riesce ad andare pure dentro, arrivano la chiamata dell'arbitro che aveva segnalato un rinvio dal fondo, quindi ha visto la palla uscire oltre la linea di fondo, sta rinvio dal portiere, rinvio dal fondo per lo Sporting Pallavicino. Boatta, Barcellona colpetta, appoggia e scarica, palla verso Runfolo, cerca di andare Runfolo, ancora ne supera 2, prova l'imboccata verso La Spinner, una grande idea questa di Runfolo, non è riuscito a realizzarla. Galiotto si accentra e lotta bene Galiotto, poi apre sull'esterno, difendendo un po' la difesa avversaria.
Guida contro Boatta, alto duello, Guida può andare ancora sulla linea di fondo, cerca di andare lungo per poi metterla a rimorchio, non riesce, se la porta a lungo, rinvio al portiere che sarà per lo Sporting Pallavicino. Rinvio al fondo Sporting. Mentre sarei proprio curioso di avere un inviato così alla DAZN o alla Sky, la Palcinga Allegra, per sapere in tempo reale e magari interscambiarci, sarebbe una cosa stupenda. Ma chiaramente ci terremo stretta questa partita. Occhio all'inserimento del Pallavicino, riesce a concretizzarsi, ma che torna ancora lì vagante dalle parti di Marco Lobianco. Gioca nello stretto la Vis, non riesce, la straffa Brusca, ora ancora progressione di Brusca che vorrebbe far correre Valerio Guida, palla che ritorna dal 7, Brusca, questa volta la calata di Galiotto, sul taglio di Galiotto, leggermente forse lenta rispetto a ciò che doveva essere per l'inserimento di Galiotto, non è riuscito ad arrivare dal compagno, sarà rimessa con le mani per la Vis, sta cercando di sbloccarla in questi primi minuti di gara, siamo al 12:30. Ora Macri a Lamia, corto altezza, vuole un altro lancio, questa volta non comodo per i suoi giocatori, palla che termina soltanto in rimessa laterale per il Pallavicino. Roberto, le tue voci non si sentono però. Robby, oggi non ti sento, Robby. Fatti sentire. Robby, come a fare? La tua voce ci vuole la tua. Sto carburando. Metti a quadrato, guarda le textine, pare. Barcellona prolunga all'indietro, poi la carezza vagante di Lanzi, tocca ma non c'è nessuno coperto, solo il 10º avversario, Marchiano col mancino forte da fuori, Vitale non blocca, Guida non riesce a mantenerla bassa, complice anche la marcatura alle sue spalle, disturbato Guida, porterà all'errore e rinvia al fondo che sarà per lo Sporting Pallavicino, rinvia al fondo Pallavicino, non riesce ancora a entrare al pieno in partita Guida, è 0-0 ma qui viene portato veramente all'errore, costretto all'errore da Gabriele Bianco alle spalle. Lancerà Boatta, lungo Boatta, la Rocca di testa vuole mandare dal 10, lo trova Antonino Marchiano, si gira, ne ha due di sopra ma non li sente, Marchiano ancora, se ne libera poi Guida, si lancia nello spazio Marchiano, non si intendono però qui il 9 e il 10. Alla che resta ancora dal Runfolo, riesce a metterla per Barcellona, scarico servito dietro dall'8 che pensa al lancio, bene qui lo bianco vorrebbe andare sulla corsa dei compagni, non c'era nessuno, assolutamente nessuno su quella traiettoria, rinvio al fondo che sarà per la Vista con le polizie, incaricato semplicemente di velocizzare, qui l'importante è sbloccarla per la Vis Palermo. Il primo obiettivo di questa partita è sbloccarla, poi passerà la frenesia e la fretta, partita come dicevo che non sarà semplice. I ragazzi del Pallavicino daranno l'anima come giusto che sia, chiaramente una partita che conta. Primo quarto d'ora di gara che va, la Rocca per a sinistra, sulla salita di Mattia Madonia vuole far ricorrere Brusca, resta a supporto Madonia, ancora Brusca, messo giù, non c'è fallo chiaramente, leggero contro 2, va a terra, scivola Brusca, giusta la scelta dell'arbitro nel lasciare proseguire il gioco. Lamia non lascia rimbalzare, mette giù Lamia, salto l'uomo, palla che schizza però poi lontana dai piedi di Lamia, occhio a ripartenza sulla di sinistra, corre il Runfolo, lo rinsegue, lo insegue pure la Rocca, Runfolo palla dal 9, lo chiude bene la Rocca, interdittore per eccellenza, Domenico La Rocca apre sul lato di destra sulla corsa di Galiotto, non arriva però, non è riuscito a tenerla in campo qui Galiotto, palla leggermente lunga, rimessa con le mani che sarà per lo Sporting Pallavicino. Tre spalti gremiti qui al Comune Concadoro di Monreale per l'appuntamento importantissimo, l'appuntamento che vale veramente una stagione e che potrebbe valere anche il riscatto per la passata stagione, ma tutto, oltre che dipendere da una vittoria oggi, dipende anche dal risultato tra Fada e Belice che si giocherà, già stanno giocando in contemporanea alle ore 15. Appariremo tanti spettatori in questo momento, provenienti anche dalla provincia di Trapani, come è giusto che sia. Barcellona vorrebbe correre, lo aspetta a altezza, va a contrasto ma non chiude, palla che resta buona per la Rocca, risultato disponibilissimo qui per ricevere, non c'è nessuno in marcatura, vabbè che torna ancora vagante dalle parti da Lamia. La Rocca apre a sinistra, Madonia
può aprire sul lato di Maurizio Brusca. Brusca cerca la giocata, deviazione rossa, sarà rimessa con le mani per Davis Palmer, se batterà Madonia oppure Brusca. La palla finché c'è la Maurizio Brusca, ma si avvicina per la battuta Mattia Madonia. Palla messa in mezzo, Brusca e Galiotto si infila, cerca di passare, scappare, sguizzare via Galiotto, non è arrivato a prendere in mezzo le mani avversarie, palla che tornerà comodamente tra le mani dei guantoni di Vitale, fin qui protagonista assoluto di questi primi 17 minuti con due grandi parate su Maurizio Brusca. Madonia rimanda in avanti, Marchiano non arriva, La Rocca sì, il solito La Rocca. Madonia dal 4 al 3. Madonia sale volando lungo sulla corsa di Brusca, potrebbe arrivarci, ci riesce Maurizio Brusca. Palla messa in mezzo per l'inserimento di Marchiano, anticipato dal giocatore avversario, rimessa con le mani che sarà per la vista ancora nell'attesa di sbloccarla. La Rocca, ma che ancora sono passati soltanto 17 minuti e 30, non può arrivare il gol dopo 40 secondi sempre come contro il Gonzaga. Intanto vediamo se la giocata di Galiotto riesce, è uscita di poco, arbitro da quella posizione riesce a vederlo comunque, rimessa con le mani per il Pallavicino. Giocata lungolinea, palla da Barcellona, altezza con le braccia larghe, ancora braccio per bandere in avanti, flipper di deviazione di maglia nera, toglie per ultima Lamia, non vuole rischiare, si ricomincerà comodamente con la rimessa laterale per la formazione ospite. Non arriva altezza, Runfolo prolunga, palla per Macri che vorrebbe uscire, palla al piede, messo giù, non riesce qui Macri, occhio, la palla resta ancora vacante ma la ritrova la vista, il contrasto vincente del difensore Marino numero 2 Andrea Cassetta e sarà rimessa con le mani per Davis Palermo. Piero Lamia può andare lungolina, guida, gira bene, un tocco perfetto per inserire sulla corsa di Galiotto che può metterla in mezzo. Galiotto cerca Marchiano che tocca ma non trova la porta. Altra occasionissima Davis Palermo su un gran cross di Galiotto, servito a sua volta la guida. Galiotto va dentro, Marchiano quasi ad appoggiare rete con il piatto, non riesce però a trovare lo specchio della porta, sarà arrivato al portiere, arriva al fondo per lo Sporting Pallavicino. È lungo il lancio, salta benissimo Macri, prima di Runfolo, più in alto di Runfolo. Casetta, non è che sta partendo il numero 8, mi sono confuso di quello bianco. Giocata dall'11, Barcellona vorrebbe andare, Lamia lo porta fuori, rimane di rigore, controllo errato, alla carezza per ancora lì vagante, altezza, trova Marchiano che cerca di ripartire, si allunga però troppo sul primo controllo, arriva una chiusura avversaria che la manda provvisoriamente via, in rimessa con le mani, l'ultimo a toccare è stato Lanzi, quindi rimessa laterale che sarà per Davis Palermo. La Rocca gioca lungolinea, vorrebbe andare dentro altezza, chiusura avversaria, Barcellona protegge, prova a tenerla in campo, ci riesce ma resta ancora lì, occhio qui intervento pericoloso di Barcellona, la carezza ancora per il Pallavicino. Runfolo supera Scoma, cercato di essere eseguito ancora, Runfolo mette giù con l'esterno, ma la carezza ancora lì dietro, mette il colpo davanti a Lamia, più cattivo qui di Runfolo e la palla tornerà comodamente alla Lamia che la continua a tenere qui con l'aiuto di Domenico La Rocca. La Lamia, non c'è nessuno che può essere servito qui, 20 minuti di gara che vanno, 0-0, Travis Palermo e Pallavicino. Alamia, corto c'è altezza, è lui che viene servito, Flavio Altezza vuole provare a puntare, gioca corto qui sul lungolina sotto di Galiotto, ancora altezza, scambia due, non ci arriva, palla leggermente lunga, prova ad agganciare scivolata, poi termina fuori con la rimessa con le mani che sarà ancora per la vista che sta cercando soltanto di sbloccarla. Cambia tutto, La Rocca trova Brusca, nuovamente La Rocca, controllo, orienta per il tiro, lo chiude l'avversario, concede lo spazio sulla doppia, Barcellona tocca, resta ancora lì La Rocca, vorrebbe metterla dentro sul secondo, la chiama Vitale, la fa sua, approccio alla gara perfetto di Vitale, estremo difensore del Pallavicino, e fin qui sta dando filo da torcere all'attacco avversario. Lancio comodo solo per Alamia, che entra a battere questa rimessa con le mani. Barcellona, La Rocca si arrampica a dettare l'arbitro, si arrampica su Lanzi, per l'arbitro c'è fallo e calcio di punizione che sarà per lo Sporting Pallavicino.
Finalmente è arrivata una comunicazione. Calcio di rigore fallito dal Fada contro il Belice. Il Fada ha avuto l'occasione per sbloccarla, non è riuscito a realizzare il calcio di rigore. Si sta quindi ancora 0-0 lì e 0-0 qui. Occhio Polizzi! Classifica invariata con il Belice lontanamente prima. Boatta col destro vorrebbe andare sul secondo palo, palla decisamente fuori misura, rimane dal fondo che sarà per la Vis Palermo. Rimane dal fondo Vis, corta Polizia ancora con Macri, Alamia dentro il campo, c'è altezza che si apre, lungolinea pure Gagliotto, in mezzo momentaneamente non resta nessuno disponibile, tutti chiusi al pallavicino, infatti la continua a girare la Vis. Alamia, occhio, si prende un rischio, lo paga caro, riesce a rimettere una pezza poi a liberarsene, fallo commesso a Runfolo, una trattenuta su Alamia, calcio di munizione che sarà per la Vis Palermo, calcio di munizione Vis. Non puoi scavalcare tu. La Rocca prova a inventare, palla perfetta verso Brusca che mette giù, Brusca deve essere Madonia, prova ad andare dentro, nella Brusca per Madonia, non è mio, sale Madonia, riesce a mettere giù una grandissima palla servita dalla Rocca, mette giù Madonia e va in porta. Oh, Fada Gol. signor, Fada! Siamo sicuri? No. È arrivata una Avere fiducia tutto qua. è arrivata una comunicazione, sappiamo se è vero o no, sembra aver segnato il Fada. Non tutto il campo compare così. Occhio alla palla messa dentro, non riescono a empatarla, termina oltre in rinvio dal fondo per il pallavicino, mentre ritornano i difensori in posizione della Vis, ritorna Macri e Scoma dietro. Occhio che è lunga! Alamia protegge l'uscita del pallone, rimessa con le mani che tornano nuovamente per la Vis Palermo. Altezza non arriva, palla per lo bianco, cerca l'interno dell'area, non riesce a mettere giù Alessandro La Spina, palla che torna a Polizzi. Macri, ancora Macri, potrebbe andare a destra, cerca di andare davanti Macri, guida ancora, trova lo scarico disponibile, non arriva però qui altezza, palla che torna momento vacante per il giocatore di maglia rossa, la formazione in trasferta del palla vicino, la Rocca per il suo di sinistra, vorrebbe andare da Mattia Madonia, sul lato resta Brusca, centralmente c'è Marchiano, Brusca cerca di puntare l'avversario ancora, Brusca destro verso l'area, Boatta tocca, Vitale la fa sua, blocca Vitale, 25esimo esatto, 20 minuti alla fine di questo tempo regolamentare, 0-0 più tra Vis Palermo e Pallavicino, quello che resta inchiodo sulla parità dopo 25 minuti. Runfolo non riesce a prenderla, Macri ora, palla d'altezza, Barcellona alle spalle, porta a terra proprio altezza, fallo commesso da Barcellona, calcio di munizione che sarà comodo per la Vis Palermo. Madonia prende qualche metro, palla al piede ancora, Madonia sull'avversario, sull'Anzi, l'ultimo tocco è stato del 10 Merosa, rimessa la tale che sarà per la Vis Palermo, ancora Madonia nel suo nuovo ruolo da terzino di sinistra, terzino puramente di spinta. La Rocca, Alamia resta disponibile sul lato Gagliotto, vorrebbe l'area però cerca di andare da Guida, anticipa Vitale, ha segnato la Vis Palermo, gol Vis, 1-0 Vis Palermo, gol di Valerio Guida, 1-0 Vis Palermo, 1-0 per la Vis, un gol prezioso perché arrivano comunicazioni al Cingallegra, vince pure il Fada, Vis Palermo 1, Valerio Guida ha segnato, non sbaglia, anticipa di testa, anticipa il portiere, fa l'1-0. Super palla servita per Alamia, assist al bacio sulla testa di Guida che salta, anticipa il portiere e riesce a superare Vis Palermo 1, Pallavicino 0.
Brusca ha trattenuto, messo giù, potrebbe arrivare anche una sanzione, perché stata della scelta della stessa opinione dell'arbitro. Sembra essere ancora per la via del colloquio normale, senza provvedimenti, senza cartellini. Si resta ancora su 1-0 per la Vispa Palermo, senza gialli, mentre è arrivata la voce del gol del Fada. Non sicura al 100%, anzi non ci vediamo al massimo di tutto campo live. Comunque può dare una mano. Marchiano va in porta, largo, c'è il palo Antonio Marchiano. Palla cattura la palla vicino. Botta. E lungo il lancio. Non arriva Barcellona, rimessa con le mani che sarà per la Vispa Palermo. Ancora è troppo presto però per abbassare la guardia, soltanto sull'1-0. Alamia deve fare il secondo della Vis. Alamia cerca guida, non lo trova, anticipo del palla vicino che la vorrebbe partire, palla al piede. Botta bene, Botta cerca la progressione, palla al piede, prolunga dal suo numero 7, palla persa dalla spina, ritorna però in maniera nera con dettagli dorati. Vispa Palermo che va, gioca, guida, scambia bene con Marchiano. Marchiano cambia a sinistra. Brusca sul braccio forse di Daniele Abate. Arriva la chiamata dell'arbitro che ferma il gioco, assegnando un calcio di punizione in favore della Vis. Mancano dei gol, Valè! Calcio di punizione Vispa Palermo. Dopo la tirazione col braccio di Daniele Abate. Sistemare la barriera l'arbitro. Posizione di battuta vanno Scoma. Sembra essere Marchiano. Sì, è Marchiano. Ne vuole 2 in barriera Vitale. Palla messa in mezzo Marchiano, vorrebbe l'area di rigore, saltano tutti in aria, la Rocca non riesce a mantenere la bassa, resta ancora lì vagante in mezzo a tante spinte. Dentro l'area di rigore arriva la chiamata dell'arbitro che comunica un fallo commesso ai giocatori della Vispa Palermo. Dentro l'area di rigore avversaria sarà calcio di punizione per un fallo in attacco commesso dai padroni di casa. Forza raga, dai! Giocata corta, lancio lungo ora, Scoma trova Lamia mentre si abbassa Marchiano, deve lottare con gli avversari, se ne libera perfettamente Antonino Marchiano, si gioca per il vantaggio. Lamia con un altro lancio, guida, occhio la palla resta lì, guida, non raddoppia, salva Vitale, poi Brusca la manda altissima, arriva col corpo basso, non porta la spalla giù. E la conclusione si alza, rinvio dal fondo che sarà per lo Sporting Pallavicino alla mezz'ora di gioco, alla prima mezz'ora di gara, al primo terzo di partita che già va. 1-0 per la Vis, il gol di Valerio Guida fin qui. Un quarto d'ora al termine del primo tempo, primo terzo di gara che va, come dicevo, siamo entrati nel secondo. Ora gestione Sporting Pallavicino, che vorremmo andare lungo, Botta non trova i compagni ma la Rocca per altezza, eccolo qui Domenico La Rocca. Madonia. Può salire Madonia, non riesce a tenerla Brusca, palla scomoda, difficile, ringrazia comunque il 7, è rimessa con le mani che sarà per lo Sporting Pallavicino. Per sfortuna, per lo sto giocando bene. Altezza, difende contro Barcellona ancora, su ogni pallone c'è da dire Barcellona, veramente grande lavoro fin qui per la squadra, mentre Brusca cerca di tenerla in campo, non riesce, secondo l'arbitro rimessa laterale che sarà per lo Sporting Pallavicino. Rimessa laterale Sporting, che cerca di andare lungo linea, palla verso Runfolo, riesce a tenerla lì, appoggio dietro, scarico servito, si ricomincia ancora con il lancio di sinistra sventato per la palla vicino, che non c'è nessuno, c'è solo per Alamia che può fare salire suoi. Alamia, Galiotto fa salire bene così altezza mentre si lancia lo spazio Galiotto, la palla è verso proprio l'11, non riesce a tenerla
ora in gioco, commette fuori la Lamia, arriva occhio richiamo verso il 2 della Vis Palermo, si scusa con il direttore di gara per aver lanciato il pallone a gioco fermo, sarà semplice calcio di punizione dentro l'area di rigore in favore dello Sporting Pallavicino. Mentre è arrivato il raddoppio del Fata, 2-0 Fata contro il Bellice. In questo momento la Vis Palermo è prima, manca un'ora di gioco sia qui che lì. 2-0 Fata, 2-0 Fata, incredibile, potrebbe essere uno sviluppo storico per la società del CUS. E Vis Palermo cerca di scappare così Galiotto, non riesce, ma la gara è ancora lì vagante, palla verso Barcellona deve tenerla ancora, Barcellona gioca a lungolinea, palla verso il 7 che cerca di lanciare sul lato opposto, palla comoda solo per Scoma che allontana, resta compatta fin qui la difesa della Vis, palla lunga del Barcellona, può arrivare, rimessa laterale Cassella per la Vis Palermo, rimessa laterale Vis. Macri, va da Scoma, mentre a sinistra è disponibilissimo Madonia di essere servito. Brusca Madonia, può essere andato ora, invece no, si va da Brusca da Marchiano, mentre Madonia resta larga a sinistra. Marchiano, Brusca, gioca dietro Scoma. Vorrebbe continuare per andare in avanti, cerca un lancio verso Valeria Guida. Guida riesce a toccare, prova a scappare contro l'avversario. Guida contro Boatta, prova a saltare col gioco di gambe. Bene Guida, lo spazio per il destro, va dentro, la ricerca di altezza non lo trova. La gara resta al limite dell'area di rigore con una buona giocata qui del Pallavicino. Fallo però commesso da Maurizio Brusca per condotta di gioco pericolosa contro l'arbitro. Ferma il gioco, assegna calcio di punizione al Pallavicino. Calcio di punizione Sporting Pallavicino. Resta la che sarà per la Vis. Macri, poi da Scoma, Federico Scoma prova ad andare lungo linea, non arriva Madonia, l'ultimo tocco però è stato del giocatore del Pallavicino, è rimessa con le mani che sarà comoda per la Vis Palermo. (35esimo, 34esimo e 30 almeno 30 secondi, gli ultimi 10 minuti di questo primo tempo più eventuale recupero qualora l'arbitro dovesse ritorno opportuno a segnare minuti extra. Mancano 10. Salta la Rocca, poi la carezza vacante alla metà campo, cerca di affacciarsi ancora in avanti così Pallavicino, va giù lo bianco sotto gli occhi dell'arbitro che non vede però farlo, lascia proseguire il gioco, le proteste degli spalti del Pallavicino. Lamia arriva prima, la palla verso Galiotto, cerca di girare a saltare gli avversari, non riesce, resta ancora lì a Lamia. Superato, l'ha cercato di lato di sinistra. Barcellona contro Macri. Macri va duro, ha metà la palla all'avversario. La Rocca deve toglierla, si ritaglia in direzione avversaria, riesce a ritrovarla, quindi la rimessa con le mani la Vis Palermo. Rimessa con le mani Vis. Macri, Marchiano cerca di spingere, Marchiano, bene, qui arriva Marchiano contro l'altro numero 10, Lanzi lo porta fuori dalla giocata, buona chiusura qui di Lanzi, permette all'avversario di perdere il problema, la ritorna ancora per la Vis. Madonia si gioca per il vantaggio, Madonia cerca di fare ricorrere Guida, filtrante leggermente troppo lungo con qualche giro di troppo al pallone che termina comoda alle braccia di Vitale. La Rocca non arriva a metterla giù, Runfolo, l'ex della giornata. Runfolo trova Macri, resta ancora lì a metà tra Marchiano e l'altro giocatore avversario, il capitano Sabato del Pallavicino. Marchiano serve lo scarico dietro, Piero Lamia, larghissima a destra Galiotto, e lui la scelta principale di Guida, vediamo se accontenterà il compagno, si ci riesce. Galiotto salta l'avversario, salta secco, trattenuto dalla casetta, gioca ancora per il vantaggio, si ferma, si può giocare. La Rocca, Marchiano cerca proprio di fare l'altezza, va sul secondo. Vitale in qualche modo, in qualche maniera riesce a bloccarla Vitale, un po' incerto su questa presa, riesce a farla sua Gabriele Vitale.
Macri, La Rocca, centralmente altezza, a destra c'è l'11 Gagliotto. C'è altezza disponibile, preferisce ancora temporeggiare, gestire questo possesso alla Vis Palermo, come da ordine da Deola lì sullo sfondo della panchina della Vis. Non arriva Madonia, ma Brusca sì. Maurizio Brusca, in mezzo stringe La Rocca, palla che arriva prima Scoma, che cerca la verticale, chiusa, un po' forzata, secondo me, verso Madonia, non riesce, trova la chiusura avversaria, chiude la chiusura del 5. Abate, fa ripartire i suoi. Scoma tocca per ultimo sulla deviazione di Runfolo, rimessa con le mani che sarà per lo Sporting Pallavicino. Sta con le mani Pallavicino, La Rocca va a lottare su ogni pallone, la supera bene, la trova in mezzo a due. Alla carezza vagante in maglia rossa, cerca l'inserimento, prova ad andare dentro qui la bianca, vorrebbe una giocata da fuori, vuole un impatto in un'acrobazia dalla fuori dalla distanza lo bianco, non riesce a impensierire Polizzi, che riesce a farla sua comodamente. Scoma, La Rocca ancora libero di girarsi e portare palla. La Rocca pensa al lancio, continua a impostare, palla che resta ancora buona, perfetta per il controllo di Maurizio Brusca, che ha cercato un controllo un po' complicato ma non riesce. Maurizio Brusca contro Sabato, il capitano dello Sporting. La giocata, il numero qui di Marchiano, si è salta qui il 10. Marchiano se la porta sul piede forte, vuole la botta Marchiano, ha cercato di chiudere una giocata preziosa. Guida, deve tornare dietro ma non c'è nessuno dei suoi lì. Barcellona contro La Rocca, mette il corpo davanti, altro ennesimo recupero perfetto La Rocca fin qui in questi primi 38, un giocatore chiave di questa stagione per mister Adeola, veramente una diga in mezzo al campo. Altezza, palla che torna così alle 2, Alamia non arriva a tenerla buona, resta lì, occhio che c'è un buco, deve sganciarsi Macri, ripartenza Pallavicino. Si inserisce il Runfolo, palla verso la corsa del 9, sembrava infatti regola, arriva la chiusura da parte dell'arbitro che chiama fuori gioco. Arriva la chiamata contro gli spalti, caricano la Vis Palermo. C'è bisogno di un altro gol per restare più sicuri, come il 2-0 in 30 del Fada. Antonio! Scoma, corto dalla Rocca. La Rocca dovrebbe giocare in verticale, palla che arriva Marchiano, resta lì contro Barcellona. Barcellona cerca lo strappo, cerca di correre, vanno giù entrambi, non c'è niente. Barcellona la riconquista, palla che torna al 7, gioca per il vantaggio, vorrebbe sgasare, vorrebbe strappare la spina, larga bene suolo di destra, palla che torna da Runfolo che cerca di passare La Rocca, ma da lì non si passa. La Rocca apre a sinistra, la Maurizio Brusca di partenza Vis Palermo. Brusca corre, Guida in area, Gagliotto sul secondo. Brusca vorrebbe andare in mezzo da Valerio Guida, non riesce a trovare il suo numero 9, ma la chiusura di Boatta per ben 2 volte, chiude bene Lorenzo Boatta. Ciao Falsi. 40. Errore sulla battuta, sull'esecuzione rimessa con le mani. Cambio, rimessa Dale che torna per il Pallavicino. Palla che torna all'otto, gioca in avanti, Runfolo si appoggia, scarica bene sul lato di destra, ancora Runfolo vorrebbe lavorare una palla non semplice, riesce a trovare lo scambio ancora, Runfolo vuole arrivare, Alame arriva prima, lontana ma non in avanti, palla che resta dalle porte di Casetta. Casetta cerca il lancio dagli attaccanti, manca qualcosa a metà campo, manca un giocatore che si prende la palla, la fa girare al centro del campo del Pallavicino. Ne approfitta fin qui la Vis Palermo. Scoma, debole verso Marchiano ma arriva a ricevere. Marchiano contro Lanzi, porta palla ancora Marchiano, alza la testa, va d'altezza, controlla, torna dietro, palla da Gagliotto, va giù, scivola, non c'è fallo. Non c'è fallo chiaramente, ora c'è il contropiede a ripartenza, corre Barcellona, Gagliotto disturba, Barcellona cerca una giocata individuale, la tiene ancora all'11, sono persi, perdonatevi, palla che torna lì, scarico servito dal 7, Barcellona vorrebbe tenerlo, che arriva al limite, chiude Macri, ora parte lui con gamba, in contropiede, cerca Guida, palla lunga, Valerio Guida, arriva la chiamata dell'arbitro che assegna fuori gioco sulla partenza di Guida.
Fuori gioco di Valerio Guida secondo l'arbitro. Polizzi contro Runfolo, arriva prima Polizzi senza mezze misure, fa in avanti da Maurizio Brusca. E ora il tridente alla vista che si porta in avanti. Una cosa bella. Macri, Piera Lamia, Runfolo in pressione. Ancora Lamia, rischia contro Runfolo ancora. Runfolo c'era sul destro, vuole sterzare, cerca di cambiare. C'è il solito, indovinate chi? Domenico La Rocca che la va a ritrovare. Marchiano cerca il turno che sotto non riesce. Antonio Marchiano si tiene stretta, ha rimessa la laterale a suo favore. 3 minuti alla fine del primo tempo, sarà rimessa con le mani per la Vis Palermo. Scoma per la sinistra. Brusca pronto per il traversone, lì dove non c'è nessuno, però la gara è stravagante, buona solo per il possessivo Maglia Rosa che cerca di ripartire. Ancora lancio sul lato di destra, Macri comodo sull'anticipo di Runfolo. Macri. Ripartenza palla vicina, sotto di destra vorrebbe correre Runfolo, occhio, recupera benissimo qui Madonea. Anzi è Brusca, recupero di Brusca in sacrificio totale, sacrificio pieno a tornare lì dietro e scivolare a togliere dai piedi del difensore dell'attaccante avversario, mentre resta ancora a terra. Ultimo tocco di Brusca e calcio d'angolo che sarà per il pallavicino, mentre resta per un giocatore dello Sporting. Sembra essere Runfolo, non guardare conclusioni affrettate. sta il fallo. 3-0 fallo. 3-0. C'è topato, c'è topato. Calcio d'angolo che sarà per il pallavicino, palla messa in mezzo, largo il tiro, l'impatto di testa di Boatta, rinvio dal fondo che sarà per la Vis Palermo quando manca un minuto al termine del 45esimo. Vedremo quanto lascia recuperare l'arbitro, fin qui manca un minuto più eventuale recupero. 1-0 quando siamo allo scopo del primo tempo di gara sul gol di Valerio Guida. È finita! La Rocca cerca il lancio, vorrebbe fare correre ancora Maurizio Brusca, palla che arriva precisa, lancio perfetto di La Rocca, sempre con Brusca, palla telecomandata, non arriva qui a tenerla su due maglie avversarie Maurizio Brusca, ma riesce a ritagliarsi comunque la rimessa con le mani e la Vis. Ultimi secondi di questo primo tempo, vediamo quale sarà la scelta dell'arbitro, se assegnare il recupero o mandare le squadre negli spogliatoi senza minuti extra. Filippo, quanto manca? 45. Palla messa giù, altezza da fuori, vuole il destro, murato da Barcellona, ancora buon recupero da parte di Barcellona. Tra i migliori in campo dello Sporting in questo primo tempo. Palla da Barcellona, la tiene lui, deve servire lo scarico, eccolo qui, comandato da Casetta e lancia in avanti. Poi la gara sta vagando oltre il 45esimo, nonostante il controllo dell'arbitro del cronometro. Altezza Lamia, nuovamente a Flavio Altezza, gira la palla più semplicemente in questo finale del primo tempo. Marchiano prova a tenerla ancora, Antonino Marchiano, Barcellona aspetta, la tiene il 10, serve Galiotto, posizione regolare, Galiotto va in mezzo, Altezza non riesce a girarsi, ma la gara è ancora vagante, spazzata via dal pallavicino, all'altezza della metà campo dove c'è Macri che non perde un duello aereo, prima di Runfolo, Macri, ora Federico Scoma, il capitano da Deula. Brusca torna dietro, serve lo scarico, mentre può passare così per questo primo tempo di gara. La Vis Palermo va negli spogliatoi momentaneamente da prima in classifica all'ultima giornata, visto la vittoria del Fada contro il Belice. Ci sono altri 45 minuti però sia qua che lì al Cingallegra, si riprenderà tra qualche minuto. 1-0 Vis Palermo, gol di Guida momentaneamente.
E ci risiamo, tutto pronto per ricominciare, tutto pronto per riprendere. Ci siamo lasciati qualche minuto fa, soltanto un cambio all'intervallo, cambio in porta nel Pallavicino dopo un'ottima prestazione, dopo un ottimo primo tempo di Vitale, Gabriele, estremo difensore del Pallavicino. Cambio in porta, al suo posto entra Domenico. Con la Vis Palermo che ora deve soltanto chiudere la partita su questo esito, chiuderla in vittoria, vista la sconfitta per 3-0 del Fada contro la sconfitta vittoria per 3-0 del Fada contro il Bellice in questi pure anche loro all'intervallo. C'è bisogno assolutamente di chiudere, mantenere questo risultato per far vincere e permettere la vittoria del campionato ai ragazzi della Vis Palermo. Marchione deve metterla fuori, il gioco sarà fermato prima, viene richiesto l'intervento in campo della panchina per verificare le condizioni del giocatore maglia numero 8 Marco Lobianco dello Sporting. Prima di pensare al Cingallegra bisogna chiudere questa partita però per i ragazzi da Teola. Chissà cosa avrà detto negli spogliatoi allenatore della Vis Palermo ai ragazzi. Veramente di mantenere altissima la concentrazione e pensare soltanto al campo qui al Comunale Concadone Monreale. Io sono Filippo Alongi e anche per questi altri 45 minuti vi terrò compagnia in quest'ultima giornata di Allievi Regionale 17 Balla che torna alla Vis Palermo. Auguri. Gestione Vis. Vuole correre Gagliotto, riesce a tenerla sul lato opposto ai nostri schermi. Gagliotto ancora cerca la palla messa dentro, tolta da Lorenzo Boatta, ancora sicuro da lontano e mandarla via. La Rocca, Madonia, La Rocca ancora dal 3 dal 4. Domenico La Rocca gioca corto verso Scoma, tocco di ritorno e quello servito un'altra volta il 4 Domenico La Rocca, il perno centrale del gioco della Vis Palermo. Traversone di Brusca verso Guida, manca il controllo però Gagliotto si infila, ancora rimorchio Guida, murato dalla difesa avversaria. Bianco riesce a togliere e mandarla via, lontana altezza, palla che resta. C'è una palla che è uscita intanto, una piccola interruzione. Ricordami le distinte perché io non scuola. Sì. Calcio mezz'ora battuta dal Pallavicino che lancia lungo, cerca di andare da Barcellona, non c'è deviazione né dell'11, soltanto dell'8, ma in maglia nera e sarà rimessa con le mani per lo Sporting Pallavicino, mentre già siamo pronti per l'appuntamento successivo, quello dei giovanissimi Under 15 Vis Palermo contro Panormus, pronti per scaldarsi. Comunque noi dobbiamo assolutamente restare momentaneamente qui. Nella 22esima di Allievi Regionale Under 17. Occhio Guida, scappa Valerio Guida, gioca 3 5 di 1-0. Guida vuole mandare, deve lanciarsi allo spazio pure Marchiano. Guida sterza bene, c'è Marchiano disponibile, svanisce un attimo per servire, non riesce, forse con qualche istante, qualche tempo di gioco di troppo non è riuscito a essere servito qui Marchiano. Poi la che torna nuovamente per il 10, ora ripartenza dall'altro lato per il Pallavicino per destra. Brusca con sacrificio, ancora porta l'errore all'avversario e Madonia allontana. Sabato gioca corto, Marchiano e Brusca strapparla all'avversario, se la porta per gli avversari, botta la manda in avanti, girata di testa del 7, palla che torna a Barcellona, Runfolo, occhio, vuole il destro, Runfolo, Polizzi, allontana Polizzi, il primo schiudo del secondo tempo e tra i piedi del Pallavicino ci ha provato Runfolo, ex della partita, occhio. Ok agli attaccanti del Pallavicino, prima chiamata maglia fucsia. E calcio d'angolo per il Pallavicino, ci concentriamo nella metà campo, nell'area di rigore, non nella metà campo, nell'area di rigore della Vis Palermo. Su tutte le palle si va! Palla messa in mezzo sul primo, termina larga, altro deviazione nera, altro calcio d'angolo ancora per il Pallavicino. Occhio che il Pallavicino, come ho detto nel primo tempo, non darà la partita semplice alla Vis Palermo, non stenderà il tappeto rosso, anzi proverà a renderla più difficile possibile, come lo sta dimostrando ancora Barcellona qui Valto, limite al fondo che sarà per la formazione di casa della Vis Palermo. C'è tensione sia in campo che in panchina che sugli spalti. Polizzi da Piero Lamia. Alamia
Passa bene ancora il solito Bocina, con il solito Galiotto, pertanto Bocina è in panchina per entrare. Galiotto, eccola ancora schiamata con la Rocca. Galiotto vuole il mancino da fuori, un cos'è che termina altissima però, rinvia al fondo, rinvia al portiere per il Pallavicino. Prima palla toccata da Domenico. Prima palla toccata da Guglielmo Domenico. 50esimo, primi 5 del secondo tempo che vanno. Antonio! Giacchino! Barcellona gioca dal suo centravanti. Ora viene cercato Runfolo, palla fuori misura per Runfolo, diventa buona soltanto per la Spina che vorrebbe continuare a tenerla, palla che viene mandata via, è rimessa con le mani ancora per lo Sporting Pallavicino. Cassetta, batterà questa rimessa laterale. Barcellona, ancora Barcellona. La mantiene sotto di sinistra, vorrebbe una palla messa in mezzo. C'è una diversione da Lami e calcio d'angolo ancora. Il terzo calcio d'angolo di questo secondo tempo di gara. Il terzo in favore del Pallavicino, che dopo 2 calci d'angolo del lato di destra ora si affaccia la bandina di sinistra. Occhio ragazzi! Vede, occhio! Valerio! Pronto a mettere in mezzo il Runfolo. Chiama lo schema. Destra rientra dentro l'area di rigore. Runfolo cerca il secondo palo, guida, è lui che lato di testa come sul gol dell'1-0. Brusca vorrebbe arrivarci, la manda lontanissima Sabato lì nella parrocchia, invece non resta ancora in campo. Rinvia al fondo per la Vis Palermo, rinvia al portiere per la Vis. Oh, ma Mannisa rimane a segno su. Polizzi, Madonia. Madonia cerca guida, pallancio sventato, resta buona per il Pallavicino che prova a tenere ancora, Cassetta impreciso, in agguato c'è Galiotto, non la tiene, viene contenuto bene Barcellona per le braccia, vorrebbe girarsi ancora Barcellona, strattonato in maniera fallosa, c'è fallo commesso da Di Antonio Barcellona, calcio di punizione che sarà per lo Sporting Pallavicino. Scappa solo di sinistra il giocatore maglia rossa, vorrebbe limitare l'aria, la Rocca non arriva, Scoma si resta ancora vagante con Runfolo che si fa spazio, aprendo troppo le braccia portando fuori la Rocca, fallo secondo il direttore di gara che segna calcio punizione per la Vis Palermo poco fuori dall'area di rigore, nella lunetta subito dopo l'aria, Brusca non trova nessun riferimento lì su questa palla di testa, palla che torna dalla Rocca che deve mettere calma in mezzo al campo, la Rocca al suo tutto che va, Madonia. Cerca guida in profondità, non si intende con Valerio Guida, palla che torna comoda da Guglielmo Domenico. Domenico, rinvio errato. L'ultimo tocco è stato a Rosa, rimessa con le mani che sarà per la Vis Palermo con Madonia pronta a mettere in gioco qui sotto i nostri schermi, sotto di noi veramente. Mattia Madonia, Marchiano, Scoma. Nuovamente Marchiano, palla che resta in campo, invece no. È uscita, Tellana per me non era uscita tutta. Comunque rimessa laterale che sarà per il Pallavicino e sarà battuta da Sabato, capitano della formazione di trasferta. Sabato, bene Marchiano, cerca Guida, un rimbalzo e poi controlla portando in avanti Valerio Guida, sale a destra Galiotto, palla verso Marchiano che vorrebbe un lancio dei compagni, sbilanciato al momento del passaggio, finisce per perdere, riconsegnarla a Guglielmo. La Rocca mette bene giù Domenico La Rocca, continua a tenerla, occhio gamba alta, colpito La Rocca, c'è fallo commesso dalla Rocca invece, fallo commesso dalla Rocca e danni di Marco Bianchi, calcio di punizione sarà per il Pallavicino. Calcio di punizione Pallavicino per un fallo commesso dalla Rocca, nonostante sia lui dolorante a terra, rialzato dall'altro quarto da Lorenzo Bocina. Lorenzo Boatta, confusione totale. Occhio Polizzi! Boatta apre a sinistra, Barcellona, palla tolta da Macrida dentro l'area di rigore, Guida potrebbe accendersi, sembra essere difficile, Guida ci riesce e ci crede, Valerio Guida, eccolo qui Guida deve far secco Domenico, la manda larga Guida, non trova la porta, aveva cercato lo scavetto, da lì doveva soltanto chiuderla, dopo un ottimo lavoro, aggressivo sul pallone come sa fare lui, non è riuscito a realizzare l'idea. Passata per lamentare le bomber di Ladeola, si resta ancora sull'1-0, persiste l'unica rete fin qui segnata da Valerio Guida.
Vis Palermo 1, Pallavicino 0. Quando siamo quasi al 10° della ripresa. Mentre sono pronti dei cambi nella panchina di Adeola. È pronto all'ingresso in campo. Giocatore maglia numero 18. Cristian Gioè. Noi restiamo però ancora in campo con la ripartenza. Marchiano vorrebbe fare correre Gagliotto. Palla deviata, torna da Domenico. Il lancio dall'8. Marco Lobianco scarica dietro, Sabato, Lobianco ancora in palleggia, gioca bene al 10 che mette giù. Lanzi forse con un braccio, invece no. La Rocca porterà a terra, fallo commesso da Domenico alla Rocca, fallo commesso da Lanzi alla Rocca, calcio di munizione che sarà per la vista. Calcio di munizione, Vis Palermo già battuto. Marchiano, prova ad accendersi ancora Marchiano. Occhio che Mancino, Marchiano si avvicina, potrebbe incrociare, questo è quello che prova, colpisce la traversa. Traversa colpita da Marchiano, qui la rimette in aria, non c'è nessuno che può prendere, solo Domenico che non blocca. Occhio all'aggressione della Vis, brusca. Domenico blocca, traversa, colpito da Antonino Marchiano, prova ancora a raddoppiare la Vis, resta soltanto un gol sopra. Deve chiudere la Vis Palermo per giocare con più serenità questo finale di stagione. Li vede proiettati verso il titolo. Se la partita dovesse terminare in questo istante, chiaramente, ma ancora è tutto in bilico, ancora è tutto su un filo teso in aria. Sabato cerca Runfolo, trova Federico Scoma. Macri, brusca, non arriva nemmeno Sabato, bella che torna da Lorenzo Boatta e allontana rimandandolo in avanti qui sotto Dino. Errore sul controllo di Lanzi, recupera il solito la Rocca. Ora Marchiano vuole puntare, Marchiano apre a sinistra, può stare regolare di Guida, riesce a tenere Valerio Guida, tiene in campo, può puntare ora l'altro 10. Guida contro Lanzi, passa bene Guida, rimorchio verso Marchiano, Murato al momento del tiro, Murato momento della conclusione, brusca, lavora per Marchiano, svirgola all'impatto, svirgola il tiro, non riesce a mantenerla tesa per l'impatto contro... Scusate, è scappato qui, un attimo che aggiustiamo il livello. Ci risiamo, eccomi qui. Non riesce a tenerla tesa per l'impatto contro Domenico, si resta sull'1-0 per la Vis Palermo. Calcio di Pallavicino. Mentre c'è cambio del Pallavicino, fuori la Spina, dentro in maglia numero 18 Gabriele Scafidi. C'è il cambio pure nella squadra di casa, dentro Scafidi nella formazione ospite del Pallavicino. La Vis Palermo sta per entrare in maglia numero 17. Fuori Gagliotto, dentro Cristian Martorana nella Vis. Fuori l'11 entra il 17. Dentro Martorana, forze fresche in attacco. Non dovrebbe esserci particolarmente novità dal punto di vista tattico. Fuori un attaccante per un altro attaccante su quel ruolo. Martorana giocatore in grado di fare sia l'esterno alto d'attacco che anche un riferimento più centrale. Barcellona cerca lo strappo, viene chiuso ancora dal solito Domenico La Rocca, il rinvio dal fondo che sarà per la Vis Palermo. Polizzi senza fretta, chiaramente andrà Polizzi a rimettere in gioco per i suoi quando siamo a 2 minuti dal 60°. Polizzi, Macri, Alamia, si apre il solito Altezza sul lato, Barcellona tocca, palla che ritorna in qualche modo da Flavio Altezza, lungo ne avrà palla toccata da Martorana. Altezza chiude il triangolo, bene sulla salita di Alamia, trova Guida, si propone ancora Martorana, il vero, Alamia prova a bucare, Alamia ancora, vuole la botta, deviato, non riesce a trovare lo specchio della porta, palla spazzata via, occhio all'uomo tutto libero sul lato di sinistra del Pallavicino, non riesce però a fare in tempo a essere servito, che la palla torna alla Vis, la perde, altra rimessa con le mani che sarà per lo Sporting. Mentre a terra Lorenzo Boatta per centrare la difesa del Pallavicino, l'arbitro ancora non lo vede, resta ancora Giusti, continua a giocare, che la palla ce l'ha tra le mani Domenico che la fa sua. Mattia, più deciso. C'è Boatta a terra, l'arbitro ferma il gioco ora. Viene richiesto interventi in campo dalla panchina dello Sporting Pallavicino.
3-0. Visto sempre Fuori botta per il momento. Sono riuscito a proseguire. 3 migliori in campo per il mio insieme a Barcellona e Vitale nel primo tempo del Pallavicino. La palla torna alla Visse che la riconsegna nuovamente alla formazione in trasferta allo Sporting Pallavicino. Siamo al 60° di gara, è passata la prima ora di gioco, è passato anche il secondo terzo di questa partita. Manca l'ultimo terzo di partita, gli ultimi 30 minuti di questa regular season per queste due squadre, con la Vis Palermo che sta cominciando a sognare. Polizzi lancia a lungo, ma ancora la partita è lunghissima, le distanze sono minime. Brusca vuole correre, Maurizio Brusca contro Sabato, cerca lo strappo ancora, il solito Brusca, vanno giù entrambi, non c'è niente per l'arbitro, ha battuto forse il volto per terra. Brusca, la porta è vuota. Brusca, un errore pesantissimo di Maurizio Brusca con la porta completamente scoperta, resta giù però Sabato, forse è imbattuto col viso per terra in caduta. Non è riuscito Brusca a far secco Domenico, si resta ancora soltanto su un gol di distanza, soltanto sull'1-0 per la Vis. Decide ancora il gol di Valerio Guida. O forse ha sbattuto la spalla, vediamo quali saranno comunicazioni che passano dal campo. Resta giù il capitano dello Sporting, resta giù Sabato. Ti abbiamo pagato per rimanere là. Si rialza Sabato, dolorante, quasi in ginocchio, come vedete qui. Dolorante ancora il capitano dello Sporting Pallavicino. Momentaneamente in 10 giocherà lo Sporting. Ma hai pagato a qualcuno là che... Invio lungo. Palla che torna al 10, Marchiano. Palla che resta ancora vagante per la Vis. La tiene Madonia che vorrebbe spingere. Madonia contro il 18, primo duello della partita. Madonia cerca di andare, non riesce a superare questa volta il difensore in maglia numero 5 Daniela Bata, rimessa laterale che sarà per la Vis, ma errata sulla battuta, sarà rimessa con le mani per lo Sporting Pallavicino. Andrà a battere Abate, c'è cambio nello Sporting Pallavicino, non ce la fa proseguire Sabato dopo la caduta con lo scontro con Maurizio Brusca. Lascerà il campo per un dolore alla spalla, diventa Barcellona, quindi di conseguenza il capitano. Fuori Piera Lamia, dentro in maglia numero 14 Gabriel D'Autilia. Dentro D'Autilia, fuori Piera Lamia. Cambio quindi nella Vis. D'Autilia non è completamente un terzino da quel lato, vedremo come si adatteranno. Intanto fuori Sabato, dentro in maglia numero 13 per lo Sporting Pallavicino Seidita, dentro Seidita, fuori Sabato. Il capitano diventerà a Barcellona ora, quindi lui è il riferimento dell'arbitro per il Pallavicino. Ritorniamo dove c'è il pallone, torniamo rimessa con le mani che sarà per lo Sporting Pallavicino qui sul nostro lato. Brusca gioca di testa in avanti, Guida cerca di mantenere la sua, non riesce, botta allontana, manda dalla via, palla che torna d'altezza, è lui che si abbassa a fare il terzino, lui che si è abbassato al posto di Piera Lamia. Scalciato Marchiano, arriva la chiamata, arriva il fallo e calcio di punizione che sarà per la Vis Palermo per un fallo commesso da Antonio Marchiano. Calcio di punizione che sarà per la Vis Palermo. Andrà a battere Federico Scoma, il capitano, il riferimento centrale
il mister Adeola, fuori e dentro il campo. Palla dentro, non arriva a terra d'Autilia, palla carezza buona per Magri, ma posizione di fuorigioco di Magri, batte veloce la palla vicino, occhio allo strappo, occhio al tentativo di ripartenza che vorrebbe fare correre così sul lato Lanzi, lo segue la Rocca, arriva pure Martonata nella mano, Lanzi contro la Rocca, cerca la giocata, torna dietro Runfolo, controlla e tiro da fuori, Polizzi l'accompagna fuori con lo sguardo Polizzi e rinvia al fondo che sarà per la Vis. Rinvia al fondo che sarà per la Vis Palermo. 1-0 ancora Vis. Macri, palla che torna ancora a Madonia, cerca di andare Madonia, vorrebbe correre, palla buona per Maurizio Brusca che controlla e va, Brusca, si accende Brusca, guarda il lato opposto, va a trovare bene il lato di Martorana, scambia verso D'Autilia, 2 subentrati, va dentro D'Autilia, non trova nessuno, la palla che resta vagante ancora lì sul lato di Cassetta, Martorana strappa, resta vagante in area di rigore, Brusca, controlla col petto, gliela sporca il giocatore mai numero 8, che è il nuovo capitano, quindi lui e non Barcellona. Bravo! Anche se c'è scritto vice capitano Barcellona, comunque il nuovo capitano diventa lo bianco dopo l'uscita dal campo di Sabato. Palla dentro, posizione regolare di Brusca che va largo sull'incrocio, largo Maurizio Brusca, non è riuscito a mandarla alle spalle del portiere, soffre ancora la Vis, soffre ancora la mancata rete del raddoppio. 1-0 Vis Palermo, decide ancora il gol di Valerio Guido trovato al primo tempo di gioco. Rinvio al fondo, Sporting palla vicino, ora addirittura boatte il capitano perché lascia il campo, il numero 8 lascia il campo, Marco Lo Bianco, per dare spazio in campo al numero 15 della palla vicino entra Leonardo Muratore, quindi fuori Lo Bianco, dentro Muratore per il palla vicino. Rinvio al fondo per il palla vicino, batta Lorenzo Boatta, lungo Boatta verso Scafidi, tocca Brusco per ultimo, rimessa con le mani che sarà per lo Sporting palla vicino. Scafidi non riesce a prolungare le spalle, torna comodo per Guida che mette giù e si gira, Guida, Marchiano, ripartenza ancora per la Vis, Marchiano ha cercato di destra dove c'è Martorana che ha provato a strapparla, non riesce, non passa qui Cristian Martorana, rinvio lungo di Domenico, rinvio oltre la metà campo dalle parti di Runfolo o Macri, forse più per Macri. D'Autilia, Barcellona lo va a chiudere Cristian Martorana ancora, bene, mette il colpo con grinta in maniera tutta regolare, Guida lascia ribalzare le spalle, c'è Boatta, Valerio Guida si ferma, di fuorigioco di rientro di Guida, secondo l'arbitro che ferma tutto, riconsegna la palla alla Vis Palermo, alla palla vicino, perdonatemi, altezza scivola ma non la trova. D'Autilia lavora, Runfolo, occhio, Runfolo col destro, ha chiuso Marchiano, si infila da dietro, mette una pezza, riesce a rimediare, c'era Runfolo, da una gran posizione per il tiro mentre Polizzi aspetta l'arrivo di Scafidi a bloccarla con le mani, va giù Scafidi, cerca il contatto, lo trova, secondo l'arbitro no però, resta giù Polizzi, resta la terra Polizzi dopo lo scontro con Scafidi, ha segnato loro alla spalla. Viene chiamato intervento in campo dalla panchina intanto della Vis, viene chiamato l'intervento del dirigente Baroncini. Io avevo assaggiato nel vero che ha fischiato a Valerio, infatti si è perso fermato. Entra in corsetta Baroncini. La spalla l'ha preso. Un dolore alla spalla qui Polizzi. Si riprende Polizzi, la palla torna in gioco per la Vis Palermo, lì dalle parti dell'estremo difensore della Vis. Lancio lungo Polizzi, oltre la metà campo,
Occhio incerto qui, allontana il difensore del Pallavicino che allontana ora bene via in avanti. La Rocca prima di tutti, ancora La Rocca prima pure di Scafidi. La Rocca prende un colpo, continua a tenerla. Madonia cerca in avanti riferimento il solito Guida, non riesce a trovare l'appoggio. Boatta lo continua alle spalle in maniera fallosa, fallo commesso da Lorenzo Boatta. E calcio di punizione che sarà per la Vis. Calcio di punizione di Vis Palermo, commette fallo Lorenzo Boatta. Settantesimo. 20 alla fine, 20 minuti alla fine, Vis Palermo 1, Pallavicino 0. Vuole battere Marchiano, c'è anche La Rocca. Entrambi hanno già segnato quest'anno sul calcio di punizione. Occhi sugli schermi. 2 in barriera richiesti da Guglielmo a Domenico. Guglielmo Domenico. Guglielmo è il nome, Domenico è il cognome. Le chiama 2 in barriera, già posizionati. O La Rocca, Marchia, vediamo che andrà. Sembra andare La Rocca col destro a cercare il secondo palo, la manda larga, non riesce a trovare lo specchio della porta. Qui Domenico La Rocca rinvia dal fondo che sarà per il Pallavicino. È pronto un cambio nelle Pallavicino, forse alla prossima occasione. Lungo il lancio a cercare Barcellona, tocca, resta Lima, Cripala che si impegna, deve tenerla ancora la Vis Palermo che spazza via, più che può Martorana mette giù, poi non continua ad essere data agli avversari. Palla che torna a Rosa, Martorana insegue, si cerca a sinistra Barcellona contro altezza, scivola non basta, palla che resta lì vagante. Marchiano ritorna a servire il suo numero 8 Flavio Altezza, a destra sale Martorana, si va da Guida prima che è lui che va a cercare Martorana, palla però troppo lunga, Formisano non può arrivare, lo scambio dalle 17 di Adeola, eccolo che arriva alla sostituzione, forse non è ora? Dove sta andando l'arbitro? Ah no, era caduta la penna in mezzo al campo a destra di gara. Nella guida, Che è successo? buttiamo, giusto? Allora non l'ho ripreso, ma ancora no. Ehi, tutto poco, è figlio. Inizia a andare a mangiare da fare. Dentro, in maglia numero 20, Cristian Gallo nel Pallavicino, 18 minuti di disposizione per il giocatore dello Sporting. Dentro Gallo, quindi forze fresche, il numero 20 dello Sporting Pallavicino, palla che resta ancora lì. Guida, vorrebbe tenere col tacco, cerca di inventare, palla che torna da Lorenzo Boatta che spazza via lunghissimo più che può. Barcellona cerca di lavorare da terra ancora contro La Rocca, la meglio Domenico La Rocca, l'ennesima giocata riuscita La Rocca, vorrebbe provare la giocata Marchiano, recupera dietro scivolata Barcellona, mentre resta a terra Domenico La Rocca, si fa sincerarsi dalle condizioni il direttore di gara insieme anche all'Anzi e 3 ragazzi in maglia nera. Resta giù La Rocca, ha subito uno scontro, una botta dopo lo scontro con Barcellona. Entrato in campo ancora Baroncini a verificare la condizione del 4. Fulcro del gioco di Mistrateola, una diga in mezzo al campo, perfetto in fase difensiva e in fase di propensione in avanti con la palla al piede per far ripartire e far iniziare la manovra. Nel minimo di 10 minuti di recupero. Zitto sto. Zitto. Si riprendono La Rocca. Dovete mettere. Calcio d'angolo che sarà per la Vis Palermo. Quando siamo a circa un quarto d'ora alla fine, palla messa dentro, resta ancora lì, arriva il gol del 2-0, il gol che potrebbe valere un campionato. Segna la Vis, raddoppia la Vis Palermo 2, Pallavicino 0, il gol dovrebbe essere stato di Dautilia nella confusione, esultano sotto di noi, Bruschi e Dautilia, Vis Palermo 2, Pallavicino 0. Gol di Dautilia dall'ingresso in campo qualche minuto fa, al gol che vale il raddoppio che potrebbe mettere veramente una pietra sul campionato. Vis Palermo 2, Pallavicino 0. Gol di Dautilia.
Gol di Dautilia. 2-0 Vis Palermo, che continua sempre più a sognare. Vista la sconfitta momentanea del Belice. Visto il momentaneo 3-0 del Fada contro il Belice e il momentaneo sorpasso in classifica della Vis Palermo. Mista della comincia ad assaporare l'ennesimo campionato vinto. Ma questo lo vedremo al 90esimo se possiamo parlare di ciò. Ancora restiamo 15 minuti in tensione. Fai tutto bene oggi. Rinvio al fondo per lo Sporting Pallavicino. Vis Palermo 2, Pallavicino 0. Guida e Dautilia a un quarto d'ora dalla fine. Bravo Mado. 2-0 qui dal Comune di Monreale, 3-1 per il Fada contro il Belice al Cingallegre. Cambio fuori Madonia, riadattato terzino di sinistra, esce maglia numero 3 Madonia per dare spazio in campo a Gioè. Sembra essere pronto pure il momento per Saverio Bocino. Vediamo se starà per entrare ora. Non è finita, Dentro anche Saverio Bocina al posto di Valerio Guida, giocatore che ha aperto questa partita. Esce l'attaccante di questa squadra, esce il centravanti di Mister Adeola, il tanque di questa squadra. Fuori Valerio Guida, dentro Saverio Bocina per la Vis. Ha spostato il 7 Rinvio lungo, Bocina giocatore prettamente offensivo, si apre sul lato di sinistra con Brusca, va a fare ora la punta al posto di Guida. Brusca vorrebbe scappare, manca la sua firma. Maurizio Brusca va dentro, un passo sia dalla porta che a trovare l'inserimento di Bocina. 2-0 ancora Vis, rinvio dal fondo per il Pallavicino. Occhio! Rinvio dal fondo Pallavicino. Forte, Lungo il lancio, Scoma, salta Federico Scoma. La che resta ancora vagante, tocca per ultimo il numero 15 del Pallavicino, la ritrova però ancora Marchiano. Lei è il papà di quel ragazzo. Gioca cambia a destra, Martorana. Non si è sentito. Vorrebbe tornare la Martorana, viene superato però. Palla che torna lì in discussione da parte di Barcellona, allontana la Vis Palermo. Il Pallavicino la continua a gestire, ora 2-0 ancora Vis nella gestione di Lorenzo Boatta. Laggio Boatta. Non arriva Gallo, va in pressione però Occhio Gallo potrebbe saperlo, fa bene. Palla che torna in maglia rosa, Barcellona lotta, la Rocca riconquista trovando così Marchiano. Antonino Marchiano messo giù, fallo commesso da Barcellona, calcio di munizione che sarà per la Vis Palermo. Calcio di munizione vista per un fallo commesso da Dani di Marchiano. Saverio! Saverio! Vai Saverio! Si gioca sul lato, Martorana prova a tenere ancora, Marto mette la palla a rimorchio, buona per Brusca e lascia scorrere. Marchiano sull'incrocio, occhio a Bocina, cerca di passare, non riesce, colpisce un altro legno alla Vis, la manda sull'incrocio Marchiano col mancino. Ha colpito l'incrocio pieno Antonino Marchiano e rinvia al portiere, palla che tornerà all'estremo difensore del Pallavicino. Fallo commesso da di Barcellona, fa lei calcio punizione che sarà già battuto. Barcellona gioca dal numero 18 Scafidi. Si dopone ancora Barcellona, palla che ritorna in mezzo. Gallo scambia dal 10, non riesce a trovare lo spazio per la botta. Qui Lanzi mentre allontana Macri, duro su ogni pallone. Martorana, Brusca resta disponibile. Martorana prova a servire la palla verso l'inserimento del compagno. Marchiano va a pressare pure il portiere ma non riesce. Porta sotto dall'errore Domenico. Rimessa con le mani che sarà per la Vis Palermo sotto gli occhi di Adeola. Resta stare durante Federico Scoma. C'è a terra Scoma. Oh Fede, a posto! Durante il ginocchio sinistro. Ha avuto un contrasto. Va a terra Scoma. Mentre rientra Baroncini, verifica la condizione del capitano della Vis.
Spruzza, spruzza. Messi. Che sei lì, che da? Sto telefonando. Il resto abbiamo notizie. Telefonano ogni Forza Fede! Ronny. Che partita segnala? Dopo di questa? No, dico che Ancora 80. Quanto manca? Messi, quanto manca? Quanto manca? 3 minuti più recupero. Ah, 2-0. Oh, Fede. Vabbè, ci stai dicendo tu, vai Ale. 80esimo, 10 minuti alla fine, si riprende Federico Scoma. Resta con le mani che sarà per la vis. Vediamo se può entrare in campo. Sì, rientra in campo Scoma. Ha ricevuto l'occhiata da parte dell'arbitro. 2-0 Vis Palermo, mancano 3 minuti al Cingalega più recupero. Qui siamo sul 2-0 per la vis. Potrebbe esserci veramente il sorpasso all'ultima. Potrebbe veramente esserci la festa della vis oggi. In quest'ultima giornata di campionato. Campionato lottato, combattuto fino all'ultimo. Fino all'ultima giornata, fino alla 22esima. Occhio, Fede. Calcio missione che sarà per lo Sporting Pallavicino. Pronto Lorenzo Boatta. 18, Fede. Lungo Boatta. Ancora Macriple di Barcellona. Palla che resta vagante, si dà abbassare Marchiano, prolunga di testa, resta ancora lì, Barcellona disturba. Bocina mette in difficoltà Barcellona, porta fuori. Occhio, qui rischia di farsi male Barcellona. Rimessa con le mani che sarà per vediamo, sembra essere fuori dal Pallavicino. Invece no. Buonasera. Sta per la Vis invece. Resta la Vis Palermo. Maurizio Brusca vuole correre. A sinistra sale Bocina, si va da Martorana prima. Corre Cristian Martorana, punta il portiere. Martorana per il 3-0. La manda altissima. Altissima Martorana, non trova la porta. Rinvio dal fondo. Rinvio dal portiere che sarà per lo Sporting Pallavicino su un'altra occasionissima per la Vis. Vis Palermo 2, Pallavicino 0. 82esimo. 8 al 90. Più eventuale recupero. Bellissimo movimento. Gran giocata sulla ripartenza qui di Brusca. Martorana riesce poi a chiuderla del tutto. Vai, 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 vai. Altezza. La tiene Altezza. Cerca il lancio in avanti. Pronto ad arrivarci così Martorana. Mette in difficoltà, arriva pure Brusca nel traffico. Benissimo Maurizio Brusca ancora. Vuole passare. Mezza una palla dentro, lunga per i compagni in area. Vuole arrivarci Marchiano. Palla che arriva al 10 Antonino Marchiano. Si gira, non viene... Non trova lo spazio per andare, trova poi Scoma e La Rocca. La Rocca con il destro, ha preso dato di Marchiano ancora. Marchiano entra benissimo, taglia di rigore. Marchiano potrebbe andare a servire i compagni dentro. La ricerca di Bocina che non arriva però. Boatta la perde un'altra volta. Dautilia. Ora occhio alla ripartenza, occhio al contropiede. Contropiede Pallavicino. Barcellona corre, si lancia nello spazio Gallo. Barcellona. La tiene lui con l'esterno, trova il 15 ancora, vuole andare avanti Pallavicino, cerca una botta, non arriva in porta, sempre sul gambone di Macri che arriva dritto sul pallone. Duello tra Barcellona e gli avversari. Scafidi si continua a giocare per il vantaggio. Gallo apre con l'esterno verso Lanzi che non riesce ad arrivare, c'è Gioè, cerca di trattenere ora, prova a giocarsi tutto per tutto e poi la vicina al finale ma la perde. Ripartenza al Marchiano, anzi Altezza trova Brusca, la perde subito dopo però c'è un recupero di marcatura. Brusca ancora ad aggredire il portatore Maurizio Brusca. Brusca contro il 6, Brusca contro Bianco, la meglio la destra del Pallavicino per la resta ancora vagante. Dautilia insegue, a destra Scafidi ma c'è Federico Scoma prima del 18. Scoma Bocina, Marchiano, Scoma chiude il triangolo regolare del capitano del Vis Palermo. Federico Scoma invece no, arriva un qualche attimo di riflessione, ci deve pensare su qualche secondo l'arbitro prima di fermare il gioco. Forse è arrivata la chiamata alla sala VAR per fermare tutto. Fuori gioco, c'è un giallo per La Rocca. Ammonito La Rocca. Forse qualche parola di troppo nei confronti dell'arbitro. Il primo ammonito della partita, arriva per proteste. Non per proteste ma per la situazione di qualche minuto fa in cui c'era qualche fallo, qualche serie di falli. Gli di rigore, l'abbiamo lasciato per il vantaggio.
e ammonisce ora. Ammonito la Rocca, il primo monito della partita. Mentre è pronto a entrare in campo pure maglia numero 16 per la Vis Palermo. Dentro Roberto Pitucco, fuori Maurizio Brusca, uomo chiave di questa stagione. Abbraccio con quei baroncini caloroso, con tanto di riconoscimento e ringraziamento per l'apporto e il supporto alla squadra. Esce Brusca, uno dei protagonisti di questa grandiosa stagione della Vis Palermo. 5 di recupero intanto al Cingallegra, come mancano 5 minuti qui. Guarda l'11. E lancio lungo Boatta, altezza, lancio lungo che termina comodo però per arriva con la mano per il palo vicino. Forza raga, dai! Resta lungo linea a cercare Gallo. Gallo contro la Rocca, si gioca ancora per il vantaggio. La Rocca non deve rischiare assolutamente, non deve rischiare di poter correre il doppio giallo. E calcio punizione che sarà per il Pallavicino quando mancano 4:20 alla fine. Calcio punizione Pallavicino. Giocherà Boatta. Occhio al tiro in porta di Boatta, dimostrato avere una gran botta sul destro. Le chiama due in barriera Polizzi, chiama Martorana e Antonino Marchiano. Quando mancano 4 minuti al 90esimo, più eventuale recupero. Mezzo Polizzi. Vedi che gli hanno Li vuole alti Mister Adeola, vuole lasciare fuori gioco gli avversari. Non vuole concedere la ribattuta. Sì, infatti. Boatta testo verso la porta, largo. La battezza fuori Polizzi, arriva dal fondo. Arriva il portiere che sta dalle parti di Polizzi. Savi! Viva al fondo, Polizzi senza fretta. 3 minuti, 87esimo. 3 minuti al 90. Lancia Polizzi, cerca Bocina, trovato bene Saverio Bocina. Qui la perde contro l'avversario alle spalle, ha rimesso con le mani, sarà per lo Sporting Pallavicino. Qui sotto di noi, resta con le mani che sarà battuto dal giocatore mai numero 13 del Pallavicino. Sedita, gioca lateralmente la Scafidi, sarà l'altra rimessa con le mani ancora per Sedita. Sedita allontana ancora il solito Scoma. Sedita protegge, vuole un'altra rimessa con le mani, sarà ancora viola, sarà ancora rosa. Qui svirgola, sbaglia Sedita, c'è cambio sull'errore dell'esecuzione, cambio, rimessa con le mani che sarà per la Vis Palermo mentre deve andare a battere Federico Scoma, c'è cambio ancora, cambio fuori Macri, dentro Francesco Marchiano in maglia numero 13, dentro Francesco Marchiano al posto di Macri, cambio in difesa, è pronto a entrare pure maglia numero 15, vediamo, occhio, pronto a entrare pure Michele Garofalo, dentro pure Garofalo insieme a Francesco Marchiano. Vediamo chi è al posto di Garofalo. Mentre è finita di là, è finita, il Foda batte il Bellice, in questo momento la Vis Palermo è prima in classifica, esulta la panchina, fin qui si contengono. Vis Palermo 2, Pallavicino 0. In questo istante la Vis Palermo è prima nel girone, all'ultima giornata. Un minuto qui manca un minuto, 89esimo più recupero. Giochi domani tu alle 12. Appoggio, palla messa in mezzo, blocca Domenico, c'è fuori in attacco, calcio punizione che sarà per lo Sporting Pallavicino entro l'area di rigore. Mentre viene espulso da Bocina con irruenza da Boatta.
Calcio di azione per il Pallavicino. Antonio sempre con calma. Francesco con calma. Boatta lancia. Non so che l'ha spinto, l'ho visto, togliamo. Allontana via la difesa della Vis. Per mettere in avanti la Rocca, resta lì in due ad allontanare sia Gioè che Marchiano. Vuole correre Saverio Bocina. Non arriva a prenderla. Palla che viene tolta da Dautilia, anticipa l'avversario Capo Dautilia. Può far salire Martorana. Cristian Martorana. Disponibile a rimorchio Marchiano, non più. Martorana ancora cerca di saltare l'uomo. La tira lì alla bandiera, è quello che va a servire Antonio Marchiano. 90esimo che arriva ora. Mancano da 5 di recupero alla fine. Sembra essere così. Sembra dover aver dato 5 aree di recupero alla fine. Non ne sono certo però. Ha alzato una mano. Comunque, gestione ancora Vis. A un passo dal sogno. Cerca di tenerla Dautino, non riesce, resta lì, allontana via. Ora ripartenza Pallavicino, Barcellona perde. Dura poco il tentativo di controllare il Pallavicino perché arriva l'altro chiuso di Marchiano che si aiuta con Gioè. Gioè scarica dietro. Polizzi deve andare più lontano che può. Polizzi allontana. Bocina contro Boatta. Pitucco. Bravo, portala! Sale Martorana. Vuole correre Martorana, non riesce a prenderla. Errore contro l'avversario. Ancora in due sul portale che resta lì vagante nella prima metà campo dello Sporting Pallavicino. Tutto in campo, quasi la panchina del Vis Palermo. Tutti frenetici. Bocina cerca il numero, non riesce. Palla che termina qui da Scafidi. Viene avanti ancora la Rocca, sempre su ogni palla Domenico La Rocca. La Rocca va prima a destra. Martorana. Cristian Martorana. Gioco di gambo per mantenere di rigore, non ci riesce. Martorana in mezzo, Pitucco sulla traversa. Sulla traversa Pitucco non trova il terzo. C'è fallo. Fallo della Vis, calcio di punizione per il Pallavicino già battuto. Non è riuscito Pitucco a metterla in porta. Traversa e poi linea. 91-30. Allora potrebbero essere veri 5 di recupero che avevo visto. Barcellona viene chiuso. Palla che va dal 14. Prova a puntare ora contro Scoma. Barcellona contro Gioè. C'è la Barcellona. Ci si gira bene. Ne manda fuori tempo 2. Benissimo Barcellona ancora. Che cerca di inventare. Ma guardate chi l'ha tolta. L'ha tolta proprio Domenico La Rocca. È calcio d'angolo. Siamo al 92esimo. Forse 3. Forse 3. Sembra che non ha dato 3, ha dato 5. Io ho visto 5. Sì. Calcio d'angolo, 3 minuti alla fine. 3 minuti alla festa della Vis. Palla messa troppo corta sul primo, la toglie. La Vis Palermo la toglie Dautila, giocatore che decisa il raddoppio dalla panchina. Vuole fare correre Bocina. Saverio Bocina deve chiuderla. Bocina salta il portiere. E la Vis Palermo può festeggiare il 3-0 della Vis. Il 3-0 di Bocina. La festa, tutti in campo. Per la Vis Palermo, campione regionale, l'abbraccio lì in fondo tra Deula e Baroncini a commemorare, a coronare una stagione perfetta. 3-0 Vis Palermo, 3-0 il gol di Saverio Bocina. In ripartenza la Vis Palermo ne cala 3, il sorpasso all'ultimo. 3-0 Vis, con tanto di dedica a Saverio Bocina. Dalla panchina anche lui come Dautilia per fare il 2-3-0. Vis Palermo 3, Pallavicino 0. Può bastare così, arriva il sorpasso all'ultima curva della Vis Palermo, va in pole position e Adeula si toglie un sassolino dalle scarpe dopo la chiusura amara della passata stagione. Non poteva che vincerne un altro. Comanda, dirige l'orchestra mister Adeula, dirige il 3-0 e la vittoria del titolo all'ultima giornata. Vis Palermo 3, Pallavicino 0. Vis Palermo 3, Pallavicino 0. Il Bellice la perde all'ultima, la Vis Palermo invece effettua il sorpasso all'ultima curva, come dicevo, in vista del GP Cina. Eccoli qui sotto di noi, i campioni regionali della Vis Palermo.
Forse c'è poco tempo per FS in campo, già è pronto l'altro ingresso in campo, Vispalermo contro Palermo per gli under 15. Deve arrivare Adeola, eccola, passare la porta via Adeola. Bravo Gabri! Campioni regionali. Campioni regionali da Vispalermo. Dopo la passata stagione che ci ha lasciato con la mare in bocca, quest'anno è arrivata la vittoria della Vis sotto età, compiendo un lavoro magnifico. Adeola portando una rosa interamente con un anno in meno rispetto agli avversari, e questa è la festa del Vis Palermo qui nel finale. C'è pure il direttore Andrea Bruno in campo, pure Claudio Fiscelli, tutta la dirigenza del Cus Palermo per festeggiare con Davide Adeola l'ennesimo traguardo, l'ennesimo titolo vinto dall'allenatore della Vis 2 anni fa. Campione con il 2006, l'anno scorso a un passo, sotto due sconfitte e un pareggio in tutta la stagione. Dopo quelle, forse è cambiato qualcosa, dopo lo 0-1 con la Ramazzaro, noi lo chiederemo sicuramente a mister Adeola quando ne avremo tempo. Ora saremo già subito in campo per Vis Palermo contro Panormus. Non mi resta altro che augurarvi un buon festeggiamento. Vi ringrazio per la compagnia, per la visione, per la stagione passata insieme, per avermi scelto anche quest'anno e per avermi dato l'occasione di darvi compagnia e riempire le vostre case, riempire di gioia per il traguardo di questi ragazzi. Vi spariamo 3 Pallavicino 0, vincono il campionato. Vi ringrazio ancora, Filippo Alongi, è tutto. Grazie, alla prossima.